manifestazione a Mestre, i carabinieri hanno identificato e denunciato le due donne che hanno insultato e aggredito la giovane bengalese strappandole il velo. E si aggrava il quadro a carico del trentenne che ha tamponato a Quinto di Treviso il 44enne Livio Babetto, poi travolto e ucciso da un'altra vettura. Dopo le indagini che hanno portato ad accertare la sua vera nazionalità, il criminale, meglio conosciuto come Mummia, è stato mandato per sempre nel suo paese, il Gambia. Dopo essere stata denunciata, una borseggiatrice ha tentato un altro colpo a danno di una turista, ma è stata bloccata dal marito della vittima e poi arrestata. Nel 2022 il PIL è cresciuto del 4,2% a dimostrazione di un Veneto che sa rialzarsi. I dati emergono dal rapporto statistico 2022 presentato oggi a Ca' Foscari. Poveri sempre più poveri e ricchi sempre più ricchi è uno degli effetti che la crisi sta avendo a Venezia, secondo i volontari dell'Emporio della Solidarietà di Cannareggio. È Miss Italia Social 2022 Sara Pilla, la gondoliera veneziana che grazie al suo video su Instagram raggiungerà a Roma le finaliste di Miss Italia per raccontare in retroscena e le emozioni della finale. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3 e dunque prima di iniziare dalla cronaca vi sottopongo il quesito del nostro sondaggio di questa sera, il cui esito come sempre vedremo poi in diretta a Ring. Pagamenti POS liberi, salta il tetto, è giusto secondo voi? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere di no 0422 1626 690. Come sempre, come detto, l'esito delle vostre opinioni espresse attraverso il sondaggio questa sera in prima serata a Ring su Antenna 3. E dunque all'indomani della manifestazione a Mestre, lo avete sentito dai titoli, i carabinieri hanno identificato e denunciato le due donne che hanno insultato e aggredito Sanuara strappandole il velo, una vicenda di cui ci siamo a lungo occupati. Vediamo. I carabinieri di Mestre e Marghera sono riusciti ad identificare e rintracciare le due donne che lo scorso 7 dicembre avrebbero aggredito Sanuara, la donna di origine bengalese, mamma di 2 bambini, perché indossava il velo che le copriva integralmente il volto. Si tratta di una 33enne e una 49enne italiane. I militari hanno accertato che mentre entrambe avrebbero offeso la donna verbalmente, solo una di loro l'avrebbe invece aggredita fisicamente strappandole il velo. Era stata proprio Sanuara a recarsi dai carabinieri per denunciare il fatto, per cui sono immediatamente scattate le indagini che hanno portato all'identificazione delle due con la conseguente denuncia. Questo proprio all'indomani della manifestazione contro il razzismo organizzata dalla comunità bengalese, svoltasi a Mestre con partenza dalla stazione e arrivo in piazzetta Coin per il comizio finale. La comunità del Bangladesh, che a Venezia conta dagli 8 ai 10.000 cittadini, è voluta scendere in piazza per difendere le donne che indossano il velo, come il niqab, e invitare anche gli italiani a non chiudere gli occhi contro episodi di violenza gratuita come quello subito da Sanuara, in prima fila insieme ad altre donne. E si aggrava il quadro a carico del trentenne che ha tamponato a Quinto di Treviso il 44enne Dino Ale, Livio Babetto, poi travolto e ucciso da un'altra vettura condotta in questo caso da una giovane veneziana. Di ritorno da una festa, ha prima tamponato l'auto con a bordo Livio Babetto, poi un centinaio di metri più in là si è schiantato una seconda volta contro una rotatoria sradicando alcuni cartelli. Infine ha raggiunto la casa di un amico nei pressi della quale ha parcheggiato la macchina vistosamente danneggiata e dove 4 ore dopo il sinistro, costato la vita a Quinto al 44enne autotrasportatore di Noale, è stato raggiunto dagli agenti della polizia stradale ed è risultato avere nel sangue un tasso di alcol doppio rispetto al consentito. È un quadro che si aggrava, quello a carico del trentenne trevigiano accusato di aver innescato la tragica sequenza di eventi che ha portato alla morte di Babetto. Tamponato, finito nel fossato e quindi risalito in strada, è stato travolto e ucciso da una terza vettura condotta da una 25enne veneziana, negativa invece all'alcol test. La ragazza è stata iscritta nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio stradale. Che l'accusa possa essere estesa in concorso anche al trentenne, rintracciato grazie ai frammenti di carrozzeria rimasti sul posto e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza,
Rimane per ora solo un'ipotesi teorica su cui la procura sta riflettendo. I funerali di Babetto non sono stati ancora fissati, si attende il nulla osta del magistrato, mentre l'esatta dinamica dell'incidente sarà ricostruita attraverso una perizia cinematica cui spetterà di attribuire a ciascuno le rispettive responsabilità. Con un decreto firmato dal Presidente del Consiglio Meloni è stato prorogato fino al 31 di dicembre 2024 lo stato di emergenza per il traffico e la mobilità lungo la A4 nella tratta tra Quarto d'Altino e Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia. Lo rende noto il Presidente Zaia, è una buona notizia, commenta, che consente di continuare a fare il possibile per risolvere problemi che nel tratto che coinvolge il Veneto sono quotidiani e spesso causa di gravi incidenti. Intanto è previsto per mercoledì un incontro a Roma tra la conferenza dei sindaci del Veneto orientale e il presidente Mattarella per discutere della terza corsia e del tratto maledetto. Naturalmente incontro su cui pende l'incognita della positività al Covid del Presidente della Repubblica. Dopo le indagini che hanno portato ad accertare la sua vera nazionalità, il criminale meglio conosciuto come Mummia è stato espulso e rimpatriato in Gambia. È stato espulso definitivamente l'uomo noto come il Mummia, che a Mestre si sarebbe reso responsabile di una serie di reati, dallo spaccio alla resistenza pubblico ufficiale, molestie, danneggiamenti e molto altro. Episodi che si sono susseguiti negli anni e che, secondo le indagini delle forze dell'ordine, hanno creato un grave allarme sociale in tutto il territorio. Per questo l'ufficio immigrazione della Questura di Venezia ha dato esecuzione al rimpatrio coattivo in Gambia, suo paese d'origine. L'uomo era arrivato in Italia nel 2016 senza alcuna forma di protezione internazionale. Nel 2020 aveva sfondato con un martello lunotti e finestrini di quasi una cinquantina di auto parcheggiate in zona Bissuola a Mestre. Fu accompagnato al centro per il rimpatrio in Sardegna per essere espulso, ma tornò a Mestre per questioni burocratiche. A gennaio 2021 fu nuovamente arrestato su ordine di carcerazione in seguito a un'indagine della divisione anticrimine della Questura, fino all'espulsione definitiva. Una borseggiatrice egiziana invece è stata arrestata dai carabinieri nel centro storico di Venezia dopo un furto con strappo nei confronti di una turista. L'ha seguita attendendo il momento giusto e poi ha cercato di strapparle la borsa, ma il marito della donna se n'è accorto e l'ha bloccata in attesa dell'arrivo dei militari. Dopo averla identificata si sono accorti che la donna era già stata fermata poco prima dai colleghi in un'altra zona della città per un presunto furto, ma in quella circostanza era stata solo denunciata. Quindi il processo per direttissima col giudice che ha convalidato l'arresto e disposto la misura dell'obbligo di presentazione presso gli uffici dell'Arma 2 volte alla settimana. Lasciamo la cronaca, ci trasferiamo a Ca' Foscari, dove è stato presentato questa mattina il rapporto statistico 2022. Il Veneto si racconta, il Veneto si confronta. Vediamo. Per il 2022 le cifre dicono che ci sarà una crescita del 4,2% in termini di PIL, un dato anche superiore alla stima del 3,8% diffusa qualche giorno fa dalla CGA di Mestre. È emerso nel rapporto statistico giunto alla 19ª edizione Il Veneto si racconta, il Veneto si confronta, presentato a Ca' Foscari. I dati diffusi mostrano un Veneto con una capacità di reazione superiore alla media italiana. E dobbiamo guardare al passato con un'attenzione particolare, che tutto ciò che viene visto come un obiettivo, come un fabbisogno o come una prospettiva per il futuro non deve essere vista in modo statico, in modo rigido, ma vi deve essere veramente quella elasticità che ci aiuta ad adeguarci nel momento in cui la situazione attuale dovesse cambiare repentinamente. L'export regge bene, toccando nei primi 9 mesi dell'anno un più 17,5% rispetto allo stesso periodo del 2021, assieme all'industria turistica che dopo 2 anni segnati da restrizioni negli spostamenti raggiunge nell'estate quasi i valori del 2019, l'anno dei record. Nel 2021 la variazione degli investimenti è stimata a più 16,7%, l'industria cresce del 12,5%.
12,8%, le costruzioni del più 18,5%, trainate anche dall'utilizzo dei bonus sull'edilizia. Nel sociale in Veneto il disagio, seppur in aumento, è meno diffuso rispetto ad altre regioni e coinvolge complessivamente il 16,9% della popolazione residente. Ci sono infine segnali di ripresa anche nel mercato del lavoro. Nel secondo trimestre dell'anno il tasso di occupazione cresce e torna a livelli pre-pandemia, registrando il valore del 67,7% con assunzioni che superano del 30% quelle registrate nel primo semestre del 2021. Poveri sempre più poveri, ricchi sempre più ricchi è uno degli effetti che la crisi sta avendo a Venezia. Chi aveva un livello economico alto sta avendo un livello economico ancora più alto. Chi invece si trovava in difficoltà adesso purtroppo si trova ancora di più in difficoltà. Tante volte, vi assicuro, ho visto persone che si sono sedute e hanno pianto e mi hanno detto: a 50 anni mai avrei pensato di venire a fare la spesa qui. L'Emporio della Solidarietà di Sant'Alvise è nato da appena 3 anni. Le sue decine di volontari non si limitano a distribuire generi alimentari di prima necessità e parafarmaci. Oltre ad un centro d'ascolto, offrono anche assistenza legale e psicologica. Travolto quasi subito dall'emergenza Covid, l'Emporio si trova già oggi ad affrontare una nuova crisi. Con ottobre sono finiti i contratti stagionali e sono arrivate le prime bollette. La NASPI non aiuta, non è sufficiente e quindi i nuclei chiedono di rientrare nel progetto, purtroppo. La maggior parte di chi chiede aiuto è impiegata nel turismo, un turismo che produce lavoratori a bassa professionalità e con scarse tutele sociali. Per questo una delle attività principali è quella del reinserimento lavorativo, impresa complicata in una città che oramai offre sbocco occupazionale quasi solo in quel settore o nella pubblica amministrazione. Le persone magari che hanno di più riverso alle persone che hanno di meno devono lavorare perché questa città non sia solo pubblico turismo, ma ci sia la possibilità anche di artigianato, di negozi di vicinato. Insomma, credo che ogni veneziano debba sentirsi chiamato in causa su questo. Accordo tra Atere e Questura per la concessione di case pubbliche al personale della Polizia di Stato. La convenzione riguarda 20 appartamenti semi-arredati, di cui 5 in centro storico e 15 in terraferma, ed è nata col proposito di permettere ai poliziotti assegnati in servizio alla Questura, lontani dal loro paese di residenza, di poter usufruire a condizioni economicamente vantaggiose di soluzioni abitative per il loro periodo di servizio in città. Gli appartamenti situati in varie zone della città, caratterizzati da degrado, criminalità e problematiche di natura urbana, saranno concessi in locazione ai poliziotti vincitori del bando. Ora veniamo alle 165 fotografie e 32 testi che danno un ritratto unico della città di Venezia, un libro in 5 lingue che sta già facendo il giro del mondo. Com'è Venezia vista dal cielo? La risposta la danno il fotografo veneziano Riccardo Reuter Rigoni e i 32 testi di Deborah Gusson che accompagnano gli scatti nel loro ultimo lavoro. Sta in 165 fotografie aeree della laguna di Venezia, Venezia e le sue isole, e non solo appunto fotografie ma anche testi curati da Deborah su riguardo alle isole. Allora sono dei testi storici, una lettura approfondita ma non pesante e adatto a qualsiasi tipo di pubblico. Il libro si chiama Venezia vista dal cielo perché appunto parla non solo della città di Venezia ma anche di tutte le isole che compongono la laguna. Sono tutte quante foto realizzate a bordo di elicotteri, non sono foto aeree realizzate da drone, e fotografare dal vivo è un'emozione enorme perché si entra in contatto con la città. Dietro la fotografia c'è l'emozione anche di chi la sta scattando, in questo caso io, ma la laguna è sempre qualcosa da scoprire. Un libro pubblicato in 5 lingue. In 5 edizioni diverse, in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo, e sarà diffuso non solo in Europa ma anche in Nord America e nei paesi dell'America Latina, e sarà comunque reperibile in tutto il mondo. Ci è voluto molto tempo per appunto raccontare in maniera sintetica ma precisa
quello che è il complesso lagunare con tutte le sue isole, perché appunto Venezia non è mai una realtà a sé stante, ma comunica continuamente nella storia e nel tempo con tutti questi suoi, diciamo, satelliti che la circondano. È Miss Italia Social 2022 Sara Pila, la gondoliera veneziana che grazie al suo reel su Instagram raggiungerà a Roma le finaliste di Miss Italia per raccontare, a supporto del team digital del concorso, i retroscena e le emozioni della finale. Già da 5 anni Miss Italia ha un occhio di riguardo per il mondo dei social e il titolo di Miss Italia Social nasce dal desiderio di includere questo aspetto della vita delle ragazze sempre più immerse tra le varie piattaforme online. Ora il servizio, le immagini del presepe realizzato dalle fate del quartiere Pertini a Mestre. Le abili mani delle signore hanno realizzato tutto all'uncinetto. Santa baby, slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa baby, an outer space convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Fellas that I haven't kissed. Next year I could be oh so good if you'll check off my Christmas list. Padova. È tutto, grazie per essere stati con noi. Tra poco l'edizione di Treviso, subito le previsioni del tempo. Arrivederci. Rizzardo SRL. Da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo. Bentrovati al meteo. Alta pressione con tempo in genere stabile, tuttavia il sole sarà alquanto latitante. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 20 dicembre. Sul Veneto il cielo risulterà in prevalenza nuvoloso o coperto, di mattina anche nebbioso con frequenti foschie in pianura e nelle vallate alpine. Maggiori schiarite invece saranno possibili in montagna. Temperature stazionarie minime comprese tra -1 e 3 gradi, massime invece tra 3 e 7 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso il cielo sarà nuvoloso con nubi basse e foschie. Sui monti qualche parentesi soleggiata, gelate notturne a fondovalle e localmente anche in pianura. Temperature minime tra -1 e 5 gradi, massime sui 5-9 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà parzialmente soleggiato, specie sui settori di confine, ma avremo comunque un'alternanza di schiarite e di annuvolamenti nel corso della giornata. Temperature minime intorno a 0-1 grado, massime sui 5-6 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Rizzardo SRL. Da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo.